Allora, siamo sempre con Elena Di Gregorio, segretaria del SPCGL, regionale SPCGL Veneto, e collegati con Cristian Ferrari, segretario invece della CGIL Veneto. Stiamo vedendo quali sono i nodi strutturali. Allora, da lungo tempo avete fatto delle richieste, delle lamentele alla regione. Quali sono i punti fondamentali su cui intendete ribattere, perché devono essere i nodi che devono essere risolti? Per quel che riguarda i pensionati, Cristian Ferrari poi ci dirà quel che riguarda invece i lavoratori, se qualcosa è stato fatto, cosa può essere fatto se è di competenza della regione, perché dopo naturalmente si va per competenze naturalmente. La situazione appunto degli anziani, ed è un insegnamento che ci è venuto da questa pandemia. Noi tutti credo abbiamo apprezzato e capito l'importanza della sanità pubblica universale. Questo dovrebbe essere ormai stato recepito e far parte insomma anche del pensiero con cui noi guardiamo anche agli investimenti e agli interventi necessari e indispensabili da fare. Il privato, che pure è cresciuto tantissimo nella nostra regione, è sparito di fronte all'emergenza Covid. Chi ci ha salvato la vita appunto è la sanità pubblica accessibile a tutti. Come diciamo sempre, noi abbiamo avuto la preoccupazione di fronte a questo nemico invisibile e ferocissimo di come curarci, ma non il se potevamo permetterci di curarci, perché viviamo in uno stato in cui il welfare pubblico c'è ed è una grandissima conquista del mondo del lavoro e della società, e dobbiamo difenderlo, quindi dobbiamo investire nel welfare pubblico sempre più. Quindi venendo anche nella nostra regione dobbiamo fare attenzione che non si usi la pandemia come alibi per finanziare il privato a scapito del pubblico. Qui gli interventi che sono necessari sono nel rafforzamento della sanità nel territorio, che è stata abbandonata in questo periodo. Si sono tagliati i posti letto, ma questi posti non sono stati sostituiti con le strutture invece di prossimità. Quando un anziano o un'anziana viene dimessa dall'ospedale, sicuramente è stata curata benissimo rispetto alla malattia che aveva, ma molto spesso si trova in una situazione di non autosufficienza e non c'è una struttura nel territorio in grado di accoglierla e di aiutare la famiglia, quindi viene caricato il peso esclusivamente sulla famiglia, in una situazione che è assolutamente ingestibile, né per l'anziana né soprattutto anche per la famiglia e anche in termini di costi, oppure si deve ricorrere al privato, ma chi può permetterselo, quindi diventa sempre più selettivo e ingiusto. E poi ci sono le case di riposo che non devono diventare, come stanno diventando, la destinazione ineluttabile per gli anziani non autosufficienti, che sono in crescita nella nostra regione, legati alla vecchiaia, ai grandi vecchi. Noi dovremo spingere sempre più per avere una assistenza domiciliare, un'assistenza a casa, perché noi, ce lo dicono i nostri anziani, lo sappiamo per i nostri genitori, loro vogliono vivere e morire a casa, non essere parcheggiati in una casa di riposo, in una struttura. Quindi noi dobbiamo rafforzare assolutamente e sostenere le famiglie con l'assistenza domiciliare, in maniera tale che possano questi anziani vivere nel loro contesto il più a lungo possibile. Quando poi si arriva, se è necessario, nelle case di riposo, le case di riposo devono essere delle strutture in grado di dare delle risposte sanitarie, perché l'80% delle persone nelle case di riposo sono persone non autosufficienti. E invece noi ci troviamo in una situazione in cui questa parte è trascurata. Il numero di medici e infermieri ce ne sono pochissimi all'interno, in rapporto al numero degli ospiti. E molti se ne vanno. Gli hostel lo stesso, e poi appunto abbiamo la fuga del personale verso la sanità pubblica, inevitabile, giustificata e comprensibile, perché c'è un problema di disparità di trattamento, quindi è chiaro che ognuno cerca, se ha la possibilità, di avere un lavoro che a parità di condizioni lavorative sia più riconosciuto. Insomma. Allora, un altro degli insegnamenti di questa pandemia è proprio quello del valore del lavoro di chi si occupa della cura. Noi credo tutti abbiamo chiaro adesso che tra una influencer e un'infermiera noi preferiamo l'infermiera, cioè che l'infermiera è quella che ci salva la vita. Sono stati chiamati eroi. Il personale che ha lavorato nella sanità con grande generosità in questi mesi e adesso vengono appunto invece abbandonati. Io credo che un grande investimento sulla sanità
pubblica deve passare attraverso un piano straordinario di assunzioni di personale, di medici, di infermieri, di OSSE, un grande investimento formativo. Abbiamo bisogno di tutto questo per mettere in sicurezza i nostri anziani anche dentro le case di riposo. Noi non è che a cuore leggero si mette un anziano e si accompagna un anziano in una casa di riposo, c'è un dolore straziante per i figli in tutto questo. Lo si fa perché non ci sono alternative a volte a domicilio, lo si fa perché si pensa di metterli in sicurezza. No, ma questo secondo me il ragionamento è un po', purtroppo è vero, ma è scorretto. Un attimo leggo il messaggio: se l'aspettativa di vita aumenta, pertanto aumentano i pensionati, bisognerebbe che aumentassero anche le pensioni, perché non voglio immaginare nel 2030 ricevere 600-700 euro al mese, tutto sarà privatizzato e tutto avrà un costo, anche l'aria. Questo è il discorso. Tocca un tema, questo adesso ci dovremmo dedicare appunto una ulteriore puntata al tema della salvaguardia dei redditi da pensione per chi è già in pensione, che è un tema pesantissimo, perché sappiamo che da anni si è bloccata la rivalutazione e quindi questa è una richiesta che noi facciamo al governo. Ma questo è il governo centrale. Esatto, il governo centrale, ma c'è un problema, e mi riaggancio anche alle cose che diceva Christian prima, di qualità del lavoro, perché se il lavoro è povero, noi lo vediamo, noi abbiamo le pensionate che hanno delle pensioni bassissime, figlia di un lavoro povero delle donne negli anni passati. Stiamo riproducendo questa situazione, questa discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, ma generalmente appunto generalizzando il lavoro dei giovani è oggi molto povero e questo non può che impattare in prospettiva su quelle che saranno le pensioni e i redditi. Quindi se noi abbiamo già oggi un'emergenza povertà, se noi la proiettiamo anche in prospettiva avremo sempre meno lavoro, che deve mantenere un mondo di anziani che ha bisogni diversi. Dobbiamo completamente cambiare il paradigma. Investire sulla sanità non è un costo. Non è, allora, è un investimento, genera lavoro. Investire sull'assistenza sociale, sui servizi, pensiamo agli asili nido, alla scuola, dà opportunità di lavoro, come avviene in altri paesi europei che tra l'altro hanno indici di natalità migliori, perché appunto i giovani possono anche scegliere di fare figli, perché hanno un sistema sociale che assume questo come una priorità. Se invece è una scelta individuale non ne veniamo fuori. Esatto. Christian Ferrari, chiamo in causa: se i giovani vanno all'estero non è per colpa dell'amministrazione del Veneto ma del sistema Italia, e allacciarsi anche a quanto diceva la segretaria, qualità del lavoro e lavoratori di questi ambiti, dell'ambito delle lavoratori e lavoratrici soprattutto che lavorano nelle strutture per anziani o nella sanità. Avete affrontato più volte la questione, anche voi come sindacato? Sì, abbiamo affrontato la questione innanzitutto cercando di difendere la condizione in termini di prevenzione di salute. Non dimentichiamoci che chi ha salvato l'Italia, ha salvato il Veneto, sono state le lavoratrici e i lavoratori dei servizi pubblici, dei servizi essenziali, che anche nel momento più buio, nel momento più drammatico del lockdown, hanno continuato a fare il loro dovere. Lo hanno fatto in condizioni di grande rischio. Mi permetta di sottolineare che la stragrande maggioranza di questi lavoratori erano donne. I 2/3 dei lavoratori che hanno continuato sempre ad operare nei mesi del lockdown erano lavoratrici, erano lavoratori considerati poco anche, lavoratori tra virgolette più umili, lavori di fatica, dall'infermiere all'operatore sociosanitario, al rider, all'addetto ai trasporti, alla logistica, alle commesse, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, non può essere che passata l'emergenza o comunque insomma passato quel momento ritornino nel dimenticatoio. C'è un tema di qualità del lavoro. Questo dipende da tanti fattori. Mi permetta anche di ricordare che dipende anche da un sistema delle imprese imprenditoriale che molto spesso, più che puntare sulla qualità, sull'innovazione, sulla ricerca, pensate soltanto che il Veneto ha un tasso di spesa nel settore privato su ricerca e sviluppo che è più basso della media italiana, e la media italiana è drammaticamente sotto a quella europea. Questo è un problema, perché se non si investe nell'innovazione,
innovazione, non solo non si riuscirà ad affrontare la rivoluzione tecnologica, la necessità di riconvertire in termini sostenibili anche per l'ambiente e la nostra economia, altre due grandi sfide che possono invece rilanciare il nostro sistema economico, ma non si riuscirà nemmeno a fare quel salto di qualità che vale per l'impresa veneta, ma vale anche e soprattutto per il lavoro veneto. Se io punto sempre solo sulla competizione di costo e di prezzo, a cominciare dalla svalutazione del lavoro, succede quello che abbiamo visto negli ultimi 10 anni, un declino del sistema imprenditoriale veneto, perché questi sono i dati, e soprattutto un peggioramento qualitativo della condizione di lavoro. Questo spiega in termini più complessivi quella emigrazione che dicevamo prima. Oggi in più, oltre a tutto questo, si aggiunge il carico da 90 dello tsunami dell'impatto della crisi Covid che sta determinando anche per la nostra regione una contrazione dell'economia mai vista. Noi abbiamo perso gli ultimi dati ufficiali dell'Istat, mettiamola così, nei primi 6 mesi 53.000 posti di lavoro in Veneto, soprattutto mancate assunzioni, soprattutto tempi determinati, precari, stagionali e così via. Abbiamo visto un crollo della produzione industriale, che è uno dei grandi asset della nostra economia veneta, del 22,4% nel secondo trimestre del 2020. Diciamo che dopo un crollo dell'economia senza precedenti, la situazione sarebbe già di per sé drammatica, anche se avessimo messo definitivamente sotto controllo il virus. Purtroppo la ripresa dei contagi di queste settimane, i dati che anche oggi leggevo del nostro Veneto, gettano un'ulteriore incognita sull'autunno. E allora io dico 3 cose che servono. La prima misura non solo sanitaria ma anche economica è quella di continuare a contrastare la diffusione del virus, perché l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica sono indissolubilmente intrecciate come 2 facce della stessa medaglia. La seconda misura economica è preservare per tutto il tempo che sarà necessario, anche artificialmente, i posti di lavoro e la capacità produttiva delle imprese, attraverso la cassa integrazione e il divieto di licenziamento, che noi come sindacato abbiamo rivendicato con forza e abbiamo ottenuto dal governo anche per i prossimi mesi. Altro che assistenzialismo o ingessamento del mercato, come ho sentito dire più volte da qualche assessore regionale o da qualche rappresentante delle imprese. Sono provvedimenti indispensabili per evitare un tracollo ancor più devastante che ucciderebbe sul nascere la possibilità stessa di una ripresa, di una ripartenza. Terzo, la cosa più importante, bisogna lavorare sulla prospettiva. Noi la diciamo con uno slogan: dall'emergenza ad un nuovo modello di sviluppo, con un piano straordinario di investimenti, con politiche industriali e anche con un nuovo intervento pubblico in economia, a partire dalle ingenti risorse europee che il nostro Paese è stato in grado di cogliere nelle ultime settimane. Guardate che questa sfida del nuovo modello di sviluppo è indispensabile anche per il Veneto. Noi eravamo abituati a cullarci su 2 grandi motori, che erano il turismo e l'export. Guardate che questi sono i 2 settori più pesantemente colpiti proprio dalla crisi Covid, e se qualcuno pensa che basti lasciar passare la nottata per risvegliarsi magicamente al 21 febbraio scorso, si illude e si sbaglia di grosso. Noi abbiamo bisogno in questa fase qui, e la politica ha un ruolo centrale, di disegnare un nuovo modello veneto: innovazione digitale delle imprese, riconversione ecologica del sistema produttivo, riduzione delle disuguaglianze a partire dall'obiettivo di una piena e buona occupazione soprattutto per i giovani. Tutto ciò non si fa, e chiudo, lasciando mano libera al mercato, dando una delega in bianco alle imprese. Questa è la cifra della politica, ma proprio direi quasi un tratto culturale del Veneto, quello che tanto fanno loro. No, questa sfida qui non la vincono da solo le imprese, serve un nuovo protagonismo dello Stato in tutte le sue articolazioni, in termini di risorse ma anche in termini di costruzione di una nuova strategia economica. Cosa se ne fa l'INPS, grazie Cristian, cosa se ne fa l'INPS del tesoretto che ha ottenuto con lo sterminio Covid? Vabbè, lasciamo perdere. Sì, va. È un'altra a questa luce di questo un piano straordinario di investimenti, parlava il segretario, e un nuovo modello di sviluppo rapportato al mondo del sociale, quindi dei pensionati. Certo, purtroppo abbiamo una pubblicità, così può parlarne tranquillamente. Allora andiamo in pubblicità, parliamo di questo perché è molto importante, perché quindi tutte le istanze che sono state fatte per quel che riguarda i lavoratori, i cittadini,
riguardano anche i pensionati, che se vediamo anche dei numeri, sono numeri veramente importantissimi, degli over 80 addirittura, voi fate valutazioni over 80, quindi non 65, e tra pochi secondi, quindi dovete restare con noi.